E buona domenica e buona solennità dell'Ascensione, carissime e carissimi. Siamo al compimento ormai del tempo pasquale e siamo anche in ascolto di un altro compimento che è la liturgia in questa solennità dell'Ascensione ci chiede di ascoltare gli ultimi versetti del Vangelo di Matteo, il finale del Vangelo di Matteo, che più che raccontarci la fine ci racconta e ci consegna il fine. Gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Interessante questo finale, no? Che si apre sottolineando la povertà e la fragilità della Chiesa nel suo germe iniziale, cioè gli 11 discepoli di Gesù. Sono 11, non sono 12. C'è la ferita drammatica, terribile di Giuda, ma il problema di questi 11 non è soltanto Giuda, che ha condannato a morte Gesù, che lo ha tradito e poi si è impiccato, no? Terribile tutto questo, immaginiamoci cosa può significare per questi uomini portarsi nel cuore, portarsi nella mente la memoria di tutto questo. Però il problema non è soltanto Giuda, tutti sono scappati, tutti si sono dimostrati in qualche modo infedeli e traditori nei confronti di Gesù, no? Proprio nel Vangelo di Matteo, Pietro, dopo le sue grandi promesse, rinnega Gesù. Il testo nel Vangelo di Matteo dice giurando e imprecando, giurando e imprecando. Pesante la cosa. E poi si dice che questi 11, quando lo videro, quando vedono Gesù, si prostrarono, però dubitarono. Quindi la fede e il dubbio. Gesù aveva sempre sottolineato, sempre appunto nel Vangelo di Matteo, la povertà della fede dei suoi discepoli. Oligopistoi, uomini di poca fede, gente di poca fede. Che dire? Proprio a questi uomini così fragili, così poveri, così feriti, questa comunità così irrisolta, proprio a loro Gesù affida la missione più assurda, diciamo, no? Andate e fate discepoli tutti i popoli. No. Com'è possibile che Gesù affidi a loro una missione di questo tipo? Allora, per capire il senso di questa missione, secondo me dobbiamo ricomprendere una parola che Gesù utilizza qui. Lui dice: a me è stato dato ogni potere. Cosa vuol dire potere? All'inizio della Quaresima, nella prima domenica di Quaresima, noi avevamo ascoltato il racconto di Matteo delle tentazioni di Gesù, Matteo 4, e alla fine l'ultima tentazione è il diavolo che porta Gesù sul monte altissimo, sempre sul monte siamo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, gli disse: tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli disse: vattene Satana, il Signore tuo Dio adorerai, a Lui solo renderai culto. Ecco, Gesù rifiuta il potere sul mondo datogli da Satana, dal maligno, dal calunniatore, dal divisore, da colui che suscita le guerre, le invidie, le avidità, le violenze. Accetta il potere soltanto dal Padre. È il Padre che gli dà questo potere sulla terra e sul cielo. Perché? Perché nel frattempo Gesù ha fatto della sua vita un grande slancio di donazione, di servizio, di amore. Nel Vangelo di Matteo Gesù dice: io non sono venuto per essere servito, ma per servire, per dare la mia vita in riscatto, no, delle vite degli altri. Quando Gesù è riuscito a dare alla sua vita questo orientamento, no? Questa forma, e dopo che Gesù ha
annunciato il Vangelo, no? Pensiamo al discorso della montagna, beati i poveri in spirito, beati gli operatori di pace, beati i miti, i non violenti, beati i puri di cuore, beati i misericordiosi, beati gli affamati di giustizia. Ecco. Alla conclusione di questa vita che si completa sulla croce, dopo che Gesù ha dato tutto, lui può ricevere ogni potere, ma è il potere del servizio. È il potere di colui che è servo, di colui che è pastore e che ama gli uomini, non di colui che opprime gli uomini. Ecco perché Gesù, in virtù di questo amore, è ancora in grado di amare questi uomini, è ancora in grado di credere in loro, anche se loro non credono in Lui, è ancora in grado di affidare a loro una missione. E quando Gesù dice io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, non dimentichiamo che proprio nel Vangelo di Matteo Gesù ha detto: dove sono 2 o 3 riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Cioè Gesù non ci chiede di essere perfetti, di essere una chiesa meravigliosa, senza peccati, senza problemi, senza difficoltà. No, non ci chiede di essere già santi, perfettamente santi, no? Siamo peccatori, siamo in cammino, siamo bisognosi di misericordia, abbiamo anche una fede povera, abbiamo anche i nostri dubbi, le nostre fatiche. Gesù non ci chiede di essere perfetti, ci chiede soltanto di essere insieme, di essere uniti, di essere fratelli. Buona domenica.